Benvenuti, oggi è domenica 14 maggio 2023. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:01. La luna si leva alle ore 18:13 e cala alle 4:45. Oggi è il giorno di San Mattia, patrono degli ingegneri e dei macellai. Bene, il nome Mattia viene dalla lingua ebraica e significa dono di Dio. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo è il rame. Oggi vogliamo parlarvi di un consiglio che circolava ai tempi dei nostri nonni per conservare il profumo della primavera per tutto l'anno. Bene, il trucco era quello di scegliere una rosa fresca e farla asciugare in un luogo asciutto e buio. Però siamo sicuri che questo sia il modo migliore per godere della primavera? Bene, piuttosto lasciamo da parte le rose secche nell'armadio e usciamo all'aria aperta a goderci il profumo dei fiori appena sbocciati. Oggi compiono gli anni 3 personaggi famosi del mondo del cinema e dello spettacolo. Auguri a Cate Blanchett, l'attrice australiana che compie 54 anni. È nota per il suo ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra e per aver vinto 2 premi Oscar per The Aviator e Blue Jasmine. Passiamo a Robert Zemeckis, il regista statunitense festeggia oggi i suoi 71 anni. Ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema grazie ai suoi capolavori come Ritorno al futuro e Forrest Gump. Infine, buon 56esimo compleanno a Valeria Marini, la showgirl che ha conquistato il pubblico con le sue apparizioni in numerosi programmi televisivi. Prima di diventare una star del piccolo schermo, Valeria ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema. Secondo i figli, le sue ultime parole furono "I'm losing", sto perdendo. Bene, non l'avevano fermato i suoi ritmi frenetici della formidabile carriera che aveva vissuto, ma il 14 maggio del 1998 fu il quarto infarto a stroncare Francis Albert Sinatra, in arte Frank, figlio di un palermitano di Lercara Friddi. Tutti gli Stati Uniti si fermarono per piangere la morte di quella che molti critici musicali considerano la più grande voce del XX secolo. La festa di fiori di Amsterdam è uno degli eventi più attesi dell'anno. Ogni primavera, infatti, il famoso giardino di Keukenhof si trasforma in un'esplosione di colori con milioni di tulipani, narcisi e giacinti in fiore. La manifestazione attira visitatori da tutto il mondo per ammirare le spettacolari installazioni floreali. È il momento di scoprire cosa riservano gli astri con i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Ariete, la giornata di oggi ha una splendida configurazione planetaria che vi lascia un po' in santa pace, anche gli obberi familiari sembrano essere un pochino più alleggeriti. Godetevi questa domenica tra le braccia dell'amore ritrovato. Toro, una giornata in cui si fa forte e presente la potenza di Giove, ma anche Venere, Saturno e Luna giocheranno dalla vostra parte. Sembrerebbe la domenica perfetta, rigorosamente da passare con il partner o in famiglia, solidamente e serenamente. Gemelli, la giornata di oggi prevede una serie di quadrature dai pesci. Il consiglio delle stelle sarebbe quello di passare la domenica a riposo. Se proprio non potete fare a meno di uscire, evitate di dire tutto quello che pensate in pubblico. In famiglia, anche se vi sentite un pochino oberati, rimane sempre un fulcro affettivo che vi dà forza. Qualche familiare ha bisogno del vostro ascolto consiglio. Cancro, una domenica stupenda, Saturno, Luna, Nettuno, Marte, tutti dalla vostra parte, è uno splendido periodo per voi. Solo Plutone si oppone alle tensioni di Marte. Anche questa domenica qualche pensiero un pochino farraginoso si fa strada nella vostra mente, una passione vuole a tutti i costi chiedere una strada da sé. Leone, una giornata in cui l'abbraccio familiare del partner saranno fondamentali. Vi sentite un po' stanchi, per cui rifugiarvi nelle certezze è di rigore. Per voi è stata una settimana un po' contrastante tra lavoro e affetti. Negli affetti avete ritrovato il vostro iperuranio e il lavoro ancora vi turba, ma oggi un consiglio di un familiare potrebbe essere il toccasana. Vergine,
La giornata di oggi, sarebbe splendida e supportata bene da tanti pianeti. Cosa potrebbe mai fare una luna in opposizione? Darvi qualche piccola incomprensione con chi vi interessa o farvi vedere le persone realmente per quello che sono? Beh, probabilmente tutto questo vi servirà a dare comunque un avvio nuovo alle vostre relazioni. Bilancia, la giornata di oggi non, vi risparmia un'ondata di affetto, e di seduzione notevole. Siete corteggiatissimi e dovete pensare se è il caso di cedere o no alle avance o a un invito di qualcuno di veramente molto interessante e piacevole. Scorpione, splendida giornata per voi, una luna minca solida, concreta, un Venere e un Marte che vi danno tutto l'appoggio planetario per realizzare i vostri desideri. Forza, che è la volta buona. Sagittario, giornata che prevede un po' di tensioni lunari. Oggi non tutto sarà, propriamente lineare, ma sceglierete comunque di, fuggire verso quello che vi è congeniale, amicale, morbido e spiritoso e ci riuscirete ancora una volta. Se c'è qualche pensiero, beh, rimandatelo a domani. Capricorno, ottima giornata per la comunicazione. Siete di nuovo empatici, emotivi, stabili, compensati. Probabilmente oggi un amico vi chiederà partecipazione per un'uscita o per fare dello sport. Questo sconosciuto. Acquario, la giornata di oggi sembra una giornata piena di colore e di suggestioni carezzevoli. Ne avevate proprio bisogno, soprattutto perché il passato sembra finalmente essere messo in ordine. Avete superato delle prove che vi hanno messo emotivamente a dura prova. Quindi oggi godetevi la carezza della vostra fierezza e di chi vi ama. E perché no, accettare l'invito di una persona a cui piacete da tempo? Che ne dite? Pesci, splendida giornata come per tutti gli acqua, ma oggi che si avvale di Luna, Saturno e Nettuno in una maniera trionfale, trigono di Venere, di Marte, appoggio da Giove, Mercurio, Urano e Sole. Che volete di più? Godetevi un weekend assolutamente da favola. Volevano che suonasse l'inno fascista al Teatro Comunale di Bologna, ma Arturo Toscanini, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia, in quel 14 maggio del 1931 si rifiutò. Toscanini venne preso a schiaffi da un gruppo di camicie nere, ma il suo autista Emilio, un uomo fortissimo, difese il maestro, facendolo entrare di forza nella macchina e combattendo con i fascisti per evitare che si avvicinassero. Oggi parliamo di un'espressione molto comune nel mondo dello spettacolo, break a leg. Letteralmente significa rompiti una gamba, però non preoccupatevi che non stiamo augurando a nessuno di farsi del male. Anzi, al contrario, è un modo per augurare buona fortuna agli artisti prima di un'esibizione. Ma da dove viene questa strana espressione? Bene, deriva dalla linea di separazione tra il palcoscenico e il dietro le quinte, chiamata appunto leg line. Superare questa linea significava quindi fare parte dello spettacolo ed essere pagati. In Italia l'espressione più simile è in bocca al lupo. Quindi, la prossima volta che andrete a uno spettacolo, non dimenticate di augurare al cast break a leg. Non sapete cosa guardare in TV stasera? Bene, non preoccupatevi, ho selezionato per voi i programmi da non perdere. Per il matto del giorno oggi parliamo di Charles Baudelaire, il poeta maledetto dal carattere irascibile e dalla vita dissoluta. Ma chi era davvero quest'uomo? Orfano di padre sin da giovane, Baudelaire ha vissuto un'infanzia difficile e tormentata, cresciuto da un patrigno che in realtà odiava. Alla ricerca disperata d'amore e supporto ha combattuto per tutta la vita con la noia esistenziale, la sete di assoluto, la sua passione per la letteratura, ma anche il sesso e l'alcol. Nonostante tutto ha lasciato un'eredità letteraria impareggiabile come maestro del simbolismo francese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il pubblico è come una donna, se sei indifferente è la fine. E con questo si conclude la puntata di oggi. Ci rivediamo domani.